Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di una grande struttura bianca che si vede da quasi ogni angolo di Roma, così luminosa tra i tetti color ocra della città da sembrare quasi fuori posto. Ma chi ha voluto costruire qualcosa di così grande? E perché? E come è possibile che un monumento dedicato a un re sia diventato il luogo più sacro per tutti gli italiani? Questa è la storia del Vittoriano, il grande tempio bianco di Piazza Venezia, che racconta la nascita di una nazione. La nostra storia inizia il 9 gennaio 1878, quando Vittorio Emanuele II, il primo re dell'Italia unita, chiuse gli occhi per sempre a Roma. Aveva regnato per quasi 30 anni, guidando un paese che prima di lui era diviso in tanti piccoli stati separati. La sua morte lasciò un vuoto enorme nel cuore degli italiani e il Parlamento capì subito che bisognava fare qualcosa di grande per ricordarlo. Qualcosa che dicesse al mondo intero: l'Italia esiste, l'Italia è unita, e questo re ne è stato il padre. La nazione era giovane e aveva bisogno di un simbolo che durasse per sempre. Pochi mesi dopo la morte del re, il Parlamento approvò una legge per costruire un monumento nazionale in suo onore nel cuore di Roma. Ma trovare il progetto giusto non fu facile. Tra il 1880 e il 1882 furono organizzati 2 concorsi internazionali aperti ad architetti di tutta Europa. Il primo concorso fu vinto da un francese, con un progetto che però non piacque agli italiani. Come poteva un monumento al primo re d'Italia essere disegnato da uno straniero? Il concorso fu annullato e se ne organizzò un secondo. Fu allora che arrivò Giuseppe Sacconi, un giovane architetto delle Marche che aveva studiato i grandi templi dell'antichità classica. La sua idea era diversa da tutte le altre. Non un arco trionfale, non una semplice statua, ma un grande spazio aperto come un foro romano moderno, con scalinate, terrazze e colonne alte, ispirato ai santuari greci come quello di Pergamo e di Palestrina. Il progetto era ambizioso, quasi temerario, ma aveva qualcosa che gli altri non avevano: la capacità di fare sentire il visitatore parte di qualcosa di grande. Il Parlamento rimase colpito e nel 1884 il progetto di Sacconi fu dichiarato vincitore. Il luogo scelto era il versante nord del Colle Capitolino, nel centro storico di Roma, proprio di fronte alla grande Piazza Venezia. Era una posizione ricca di significato. Il Campidoglio era stato il cuore del potere nell'antica Roma e ora sarebbe diventato anche il simbolo della nuova Italia unita. Sacconi disegnò una struttura su 3 livelli, collegati da scalinate ampie e solenni, con un lungo portico di colonne bianche in cima che si sarebbe visto da ogni angolo della città, come un tempio moderno aperto al cielo e a tutti i cittadini. Per realizzare quella struttura, Sacconi aveva pensato di usare il travertino, la pietra calda e porosa, tipica di Roma. Ma durante i primi lavori si decise di cambiare materiale. Al suo posto fu scelto il marmo Botticino, una pietra bianchissima che veniva dalle cave di Brescia, nel nord Italia. Quella scelta cambiò tutto. Il futuro vittoriano sarebbe stato luminoso e quasi abbagliante, così diverso dal colore morbido dei palazzi romani intorno. Qualcuno lo avrebbe criticato per questo, ma altri lo avrebbero amato proprio per quella luce che sembrava non appartenere ad alcun'altra epoca.
Era il 1885 quando finalmente quel marmo bianco cominciò a prendere forma. Re Umberto I pose la prima pietra del Vittoriano in una cerimonia solenne davanti alle autorità di tutta Italia. I lavori cominciarono subito, ma il cantiere era più complicato del previsto. Il Colle Capitolino, con le sue fondamenta antiche e le sue cave sotterranee di tufo, rendeva ogni passo più difficile. Gli operai scavavano e trovavano muri medievali, resti di chiese, pezzi di città che Roma aveva costruito e dimenticato nei secoli. Ogni metro di terra nascondeva una storia e andare avanti significava anche, in qualche modo, cancellarne una parte. Per fare spazio al nuovo monumento fu necessario demolire interi quartieri che stavano lì da centinaia di anni. Case, chiese e vicoli medievali vennero abbattuti uno dopo l'altro, tra lo sguardo attonito dei romani. Fu un momento doloroso per chi vedeva sparire pezzi della propria città quotidiana per fare posto a qualcosa di enorme e ancora invisibile. Anche una chiesa antica, Santa Rita da Cascia, fu spostata pietra per pietra in un altro luogo della città, per non perderla del tutto. Roma cambiava faccia e non tutti erano pronti ad accettarlo. I lavori avanzarono lentamente, per ragioni di soldi e di tecnica. Il progetto fu modificato più volte. Il portico principale, ad esempio, fu allungato da 90 a 114 metri e le colonne furono rese più alte per dare alla struttura un aspetto ancora più imponente. Il marmo botticino arrivava in grandi blocchi da Brescia e veniva tagliato e levigato sul posto da centinaia di artigiani. Era un lavoro enorme, che richiedeva mani esperte e anni di pazienza. La città guardava crescere quella grande mole bianca con curiosità e qualche dubbio. Nel 1905 Giuseppe Sacconi lasciò questo mondo senza vedere la sua opera terminata. Era stato lui a sognare ogni colonna, ogni scalinata, ogni angolo di quel tempio di marmo bianco. Dopo di lui, 3 architetti, Gaetano Koch, Manfredo Manfredi e Pio Piacentini, presero in mano il cantiere e portarono avanti i lavori cercando di restare fedeli alla visione del maestro. Fu un passaggio delicato, perché cambiare anche un solo dettaglio avrebbe potuto rompere l'equilibrio del progetto originale. Ma il Vittoriano continuò a crescere, con la stessa cura e la stessa pazienza che Sacconi aveva messo fin dal primo giorno. Intanto, gli scultori di tutta Italia lavoravano sulle decorazioni. Statue allegoriche, bassorilievi, leoni alati, fontane dedicate al Mar Tirreno e al Mare Adriatico. Ogni elemento aveva un significato preciso, legato ai valori del Risorgimento e dell'unità nazionale. La statua equestre di Vittorio Emanuele II, enorme e in bronzo dorato, era già stata affidata allo scultore Enrico Chiaradia, ma anche lui lasciò questo mondo prima di finirla. Fu completata da Emilio Gallori e poi montata sul basamento tra il 1907 e il 1910. Il monumento cresceva, pezzo dopo pezzo, e l'Italia aspettava il momento in cui avrebbe potuto vederlo finalmente aperto al mondo. In quel tempo Roma si preparava a celebrare i 50 anni dall'Unità d'Italia. Era il 1911 e l'occasione era straordinaria. L'Italia aveva mezzo secolo di vita come nazione e il Vittoriano, anche se non ancora completamente finito, era pronto per essere mostrato al mondo. Il 4 giugno di quell'anno, Re Vittorio Emanuele III
inaugurò ufficialmente il monumento davanti a una folla enorme. Per la prima volta i romani potevano salire quelle scalinate bianche, camminare tra le colonne e sentirsi parte di qualcosa di più grande di loro stessi. Ma il Vittoriano non era ancora quello che sarebbe diventato negli anni successivi. La sua anima più profonda stava per arrivare, portata dal peso di una guerra terribile. Tra il 1915 e il 1918 l'Italia aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale e quasi 650.000 soldati italiani avevano perso la vita sui campi di battaglia. Molti di loro non erano stati ritrovati e le loro famiglie non avevano una tomba dove piangere e ricordare. L'Italia intera sentiva quel peso e cercava un modo per onorare tutti quei morti insieme, senza dimenticare nessuno. Nel 1921 il Parlamento decise che uno di quei soldati senza nome sarebbe diventato il simbolo di tutti. Fu raccolta una bara tra 11 salme di soldati non identificati, provenienti dai campi di battaglia del Carso, delle Dolomiti, del Piave e di altri luoghi dove l'Italia aveva combattuto. Il compito di scegliere quale bara portare a Roma fu affidato a Maria Bergamas, una donna di Trieste, il cui figlio Antonio era caduto in battaglia senza essere ritrovato. Era giusto che fosse una madre a fare quella scelta, una madre che conosceva il dolore di tutti. Il feretro del milite ignoto, il soldato senza volto e senza nome, partì da Aquileia su un treno speciale e attraversò l'Italia da nord a sud. In ogni stazione la gente si fermava in silenzio lungo i binari per salutare quel soldato che rappresentava il proprio figlio, il proprio fratello, il proprio marito. Quando il treno arrivò a Roma, la bara fu portata a spalla da 12 soldati, decorati con la medaglia d'oro al valor militare. Il 4 novembre 1921, giorno del 3° anniversario della vittoria, i resti del soldato trovarono riposo nell'altare della patria. Da quel giorno il Vittoriano non fu più soltanto un monumento a un re. Divenne qualcosa di più intimo e universale, un luogo dove un'intera nazione poteva ritrovarsi, piangere insieme e ricordare chi non era tornato a casa. L'altare della patria, con la fiamma eterna e il picchetto d'onore che veglia giorno e notte, diventò il cuore sacro dell'intero complesso. I romani, che spesso avevano criticato quella grande mole bianca come troppo imponente, cominciarono a guardarla con occhi diversi, più morbidi. Con il passare del tempo, il Vittoriano attraversò stagioni molto diverse tra loro. Negli anni 20 e 30, il regime fascista di Benito Mussolini capì subito il valore simbolico di quel monumento bianco. Dal balcone di Palazzo Venezia, proprio di fronte, Mussolini teneva i suoi discorsi alla folla, con il Vittoriano come sfondo solenne. Centinaia di filmati di propaganda mostrarono quelle immagini in tutta Italia, ma era importante capire una cosa. Il Vittoriano era già lì da decenni, con la sua storia e il suo significato, prima che il fascismo arrivasse al potere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica, il Vittoriano attraversò un lungo periodo di silenzio e di oblio. Non era più il centro delle grandi cerimonie di Stato come prima, ma il monumento restava lì, solido e paziente, aspettando che qualcuno lo riscoprisse per quello che era davvero. A partire dagli anni 90, il Vittoriano cominciò una nuova vita. Grandi lavori di restauro e pulizia
resero ancora più luminose le sue superfici di marmo. Nel 2001 riaprì il Museo Centrale del Risorgimento, con un percorso che racconta la storia dell'Unità d'Italia attraverso dipinti, uniformi, armi e fotografie antiche. Qualche anno dopo fu aggiunta la terrazza panoramica, raggiungibile con un ascensore in vetro che porta i visitatori fino in cima, dove si apre una vista su Roma che toglie il fiato. Il monumento aveva trovato un nuovo modo di parlare alla gente. Ogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo salgono quelle scalinate bianche e attraversano le sale del Vittoriano. Grandi spazi espositivi ospitano mostre d'arte di artisti importanti come Manet, Renoir e Klee. Il Sacrario delle Bandiere custodisce le insegne militari italiane di generazioni di soldati. E alla base del monumento, le fontane del Mar Tirreno e del Mare Adriatico continuano a versare acqua in silenzio, come fanno da quando furono inaugurate più di un secolo fa. E ancora oggi, davanti all'altare della patria, 2 soldati montano la guardia giorno e notte, senza fermarsi mai, nemmeno nei giorni di pioggia o nei mesi più caldi dell'estate romana. La fiamma eterna brucia sotto la statua della dea Roma, sopra la tomba del milite ignoto. E il Vittoriano è ancora lì, bianco e luminoso tra i tetti di Roma, a ricordare a tutti che questa nazione ha una storia e che quella storia vale la pena di essere ricordata. Così finisce la nostra storia di oggi, la storia di un monumento che è diventato qualcosa di più grande di quello per cui era stato costruito. Il Vittoriano nacque per celebrare un re, ma nel tempo è diventato il luogo dove una nazione intera ha imparato a riconoscersi. Forse è proprio questo il segreto dei grandi luoghi. Non sono le pietre a renderli importanti, ma il significato che una comunità decide di dargli. Una nazione che cerca, nel centro della sua città più antica, un posto dove ritrovarsi. E quel posto, ancora oggi, è lì, bianco e luminoso, come il primo giorno. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.